Sapete che ormai questa strada, questa sensibilità al problema dell'alta velocità, noi di Chiusa Azzurra l'abbiamo presa veramente proprio di pancia, perché ormai è diventata una cosa veramente dell'altro mondo. Vediamo anche i commenti degli utenti che sulle pagine di Chiusa Azzurra. Ieri ero occasionalmente in Corso del Popolo e c'erano queste biciclette, Corso del Popolo alle 10 della sera, 10 e mezza della sera, dei ragazzi in bicicletta elettrica facevano almeno i 40 all'ora in Corso del Popolo. Quindi se per caso ti arriva uno sulla schiena a 40 all'ora con quelle biciclette, c'erano altri ragazzi che andavano a velocità moderata. Non parliamo poi delle macchine avanti e indietro, le moto, ma questo ZTL faremo un'altra campagna a parte. Allora ci hanno finanziato questo strumento qua. Questo qua è un radar, dà la velocità, e con questo adesso noi inizieremo occasionalmente a registrare le biciclette elettriche, anche le macchine, anche le corriere, perché qualche corriera, specialmente a Borgo San Giovanni, dimentica il limite che è a 30 km all'ora, e cominceremo a pubblicare. Quindi praticamente aspettatevi che noi altri riprendiamo e pubblichiamo, e speriamo che con questa iniziativa, voi sapete che abbiamo sempre sostenuto le forze dell'ordine, la polizia locale è ampiamente sotto organico e non ce la fa a fare tutto, e questa è la realtà. Anche la polizia di Stato è sotto organico, sappiamo anche il sindaco ha chiesto maggiori rinforzi, però purtroppo con questo andazzo, e al semaforo passano con rosso tranquillamente, il semaforo rosso di Sottomarina è un optional, sulla strada, sul ponte di Cavanis, oltre a correre come matti con le biciclette elettriche, invece di usare la pista ciclabile vanno sulla strada, a volte in 2-3 di fianco, cioè neanche uno in fila indiano. Ecco, quindi su questa cosa noi inizieremo a battere. Speriamo che le amministrazioni, non mi riferisco solo al sindaco Armelao che fa quello che può, mi riferisco un po' a tutti in pratica, che prendano a cuore questa cosa, e anche, se è possibile, che queste biciclette che vanno a 25, che devono andare a 25 km all'ora, viaggiano invece a 40, 50 e anche di più. È una cosa dell'altro mondo, ovviamente senza assicurazione, perché non è obbligatoria. Anche questa è un vulnus legislativo sbagliatissimo. Se uno va in montagna deve avere l'assicurazione, deve avere il casco. Con queste biciclette elettriche, dove il rischio è molto maggiore, a nostro avviso, nessun obbligo di assicurazione. Quindi arrivederci alla prossima puntata. 42 km all'ora. Questo con la macchina bianca faceva 56 km all'ora e ha rallentato quando l'ho già visto noi. Quelli in moto. Amico che ha salutato 51 km all'ora. Tra i primi posti maggiormente gettonati per il controllo della velocità è il Ponte dei Cavanis. Il limite è dei 30 km orari ed è segnalato più volte dalla segnaletica verticale, ma praticamente nessuno lo rispetta. Da chi lo supera di pochi chilometri a chi corre tranquillamente fino al doppio della velocità consentita, senza contare che addirittura sorpassa. Anche a quel punto, soprattutto sulle strisce pedonali, non sono mancati gli incidenti anche di una certa gravità. Un servizio a parte lo dedicheremo a chi in bicicletta, invece di utilizzare la pista ciclabile e viaggiare in sicurezza, utilizza il ponte come se fosse un'auto o una moto, tra l'altro non di rado proseguendo appaiati in 2, 3 o anche 4 biciclette. Nota bene che più di qualcuno, quando notava la nostra presenza, rallentava visibilmente. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.
Sabato 6 agosto, a partire dalle ore 21:15, alla chiesa di Santa Caterina si terrà un concerto di musica classica per portare tramite essa messaggi di pace. Si tratta di un gruppo vocale composto da 34 giovani cantanti lirici, insegnanti e direttori provenienti dal Venezuela. In questo periodo di crisi che attraversa il Venezuela, alcuni di loro hanno continuato la loro formazione, altri si sono dovuti fermare. Questa è l'occasione per loro di ritrovarsi in Europa, dove una parte di loro è scappata. Il claim del gruppo è portare la musica a chi ne ha bisogno. Il gruppo si ritrova un paio di volte l'anno per dare un concerto, offrendo anche una masterclass di canto ai giovani cantanti dei conservatori e offrendo concerti didattici. Il coro è condotto da 3 maestri. Nel poco tempo passato da quando è stato fondato nel 2019 ha avuto modo di partecipare a eventi di spessore. Il consigliere Daniele Stecco, il quale nella precedente amministrazione fu assessore al bilancio, sostiene che non sembra che le manifestazioni di quest'anno siano più numerose di quelle organizzate dalla precedente amministrazione e lo dice elencando alcuni tra gli eventi organizzati. Ma soprattutto, osserva il consigliere Stecco, il sindaco paragona la situazione attuale agli ultimi 2 anni, quando la pandemia ha imposto limiti drastici e annullamenti, oltre alle maggiori spese per garantire controlli e distanziamenti, senza contare la riduzione della tassa di soggiorno. Conclude Daniele Stecco, Armelau dovrebbe godersi l'estate per pianificare gli investimenti necessari alla città, dal momento che fino ad oggi ha solo vissuto di rendita coi tesoretti e con i progetti approvati dall'amministrazione 5 Stelle. La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico intersettoriale per la prevenzione della West Nile promosso dalla Regione Veneto, al quale hanno partecipato le ULSS regionali, la Prefettura di Padova, l'Istituto Zooprofilatico Sperimentale delle Venezie, ANCI Veneto, il Consorzio Adige Po, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Durante l'incontro la dottoressa Russo ha fatto il punto sull'emergenza, sottolineando che i casi sono in aumento, soprattutto fra le persone anziane, che le zone più colpite riguardano le province di Padova, Venezia e Rovigo. Il Consorzio Bacchiglione ha quindi avviato le operazioni di sfalcio aggiuntivo lungo gli scoli consortili delle zone individuate, azioni che sono state comunicate ai comuni interessati con una specifica nota. La siccità ha contribuito anche ad aumentare il rischio di contagio, in quanto non essendoci acqua che scorre si creano dei ristagni che favoriscono la trasmissione del virus, specialmente nei centri abitati, afferma Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. La situazione è in evoluzione sotto stretto monitoraggio da parte di tutti gli enti competenti, in maniera tale da trovare soluzioni tempestive e coordinare al meglio le operazioni di intervento. Rinnoviamo il nostro appello, ha affermato appunto il Consorzio Bacchiglione, alla collaborazione da parte di tutti, anche dei privati cittadini, che provvedano a mantenere pulite le fossature private. Fondamentale la pulizia e la manutenzione degli scoli privati da parte dei singoli cittadini per evitare che si formano ristagni d'acqua, soprattutto nei centri abitati dove il rischio di contagio è più evoluto. Da qualche tempo l'autovelox installato sul ponte traslagunare sballa nel registrare il passaggio delle corriere a doppio piano di Arriva Veneto, esattamente come accade all'autovelox di Mira.
L'apparato che utilizza il radar nel registrare i mezzi che superano una certa altezza registra 10-15 km in più rispetto all'effettiva velocità dei mezzi stessi, come testimoniano invece gli strumenti aziendali di bordo, i TomTom, che registrano velocità e percorsi di tutta la flotta aziendale di Arriva Veneto. A Mira sono arrivate qualche centinaio di sanzioni e c'è tuttora in corso un contenzioso seguito da uno studio legale che tutela parte di tutti gli autisti sanzionati. Alla fine della fiera gli autisti, pur di evitare problemi, come hanno fatto nell'area di controllo dell'autovelox di Mira, riducendo ulteriormente la velocità, hanno iniziato a farlo anche sul traslagunare. Insomma, non c'è radar senza inganno.